Giornata gentleman che si chiude con questa settima corsa per cavalli di 4 anni. Zorsi, Zibellino Matto, Fantastic Amour, Zanzara Jet, Zarina di Mira, Zarasco. In seconda linea Zazabon, Zubafon, Zivola Light. In chiusura Fantastic Amour, il più appoggiato. Seconda scelta per Zarina di Mira, poi Zanzara Jet e Zivola Light. Tanto macchina che accelera. L'errore di Fantastic Amour, l'errore di Zubafont, e così c'è lotta per il comando. Numero 3, E vede il Fantastic Amour, tentativo di Zarasco squalificato. di assumere l'iniziativa, e in 100 metri Ciro Ciccarelli sfila al comando nei confronti di Zibellino Matto, poi Zarina di Mira, ancora Zorsi, mentre più indietro è rimasta Zivola Light con all'esterno Zanzara Jet. Intanto attacca dopo 300 metri di gara Zarina di Mira, si avvantaggia e passa a condurre. Quarto iniziale in 29,5, Zarina di Mira passa in vantaggio nei confronti di Zarasco. Terza posizione per Zibellino Matto, poi Zorsi, via via gli altri capeggiati da Zivola Light. 45 secchi per i 600 iniziali. Conduce Zarina di Mira nei confronti di Zarasco, poi Zibellino Matto e Zorsi, ancora Zivola Light e Zanzara Jet. 59,9 per gli 800, andatura ancora svelta, imposta da Zarina di Mira, che guida all'altezza del chilometro, completandolo nell'ordine dell'1:15,7. Zarina di Mira per il momento indisturbata al comando, sta allungando ulteriormente, mentre dal gruppo prova a progredire Zivola Light. 400 scarsi alla conclusione, ancora un parziale in 14,8. Zivola Light si avvicina all'esterno, è seguita da Zorsi, mentre Zarina di Mira ha un po' affievolito il proprio impeto e può così permettere a Zivola Light di avvicinarsi. Ultimi 100 metri di gara, cerca di ripartire Zarina di Mira. Zivola Light si impegna all'esterno, poi Zorsi è centropista, finale con Zarina di Mira che è in controllo e vince nei confronti di Zivola Light e Zorsi. 1:16,3 il ragguaglio conclusivo, la vittoria per Vittorio Bosia in salchi a Zarina di Mira, training di Luciano Pasolini, che chiude così la sfilata dei vincitori al Savio in questa serata gentleman, vinta da Filippo Monti con 2 primi e 2 secondi. Questo invece è l'arrivo della corsa con la vittoria di Zarina di Mira proprio su Zivola Light. Al terzo posto Zorsi, gli altri molto più staccati. 5,91 l'arrivo della settima corsa del Savio di Cesena. È tutto per questa serata di corse, l'appuntamento per domani sera.